Veniamo all'ultima domanda, all'ultima questione importante. Il Sentiero Italia, che nel 2019 sarà celebrato in tutta la nazione, le celebrazioni partiranno proprio dalla Sardegna, è un valore escursionistico che abbiamo nella nostra isola e di cui adesso Forestas, l'agenzia regionale indicata dalla legge per la gestione della sentieristica in Sardegna, e il Club Alpino Italiano si prenderanno cura insieme. Lei come vede questi interventi congiunti Forestas e CAI e verso dove dovranno indirizzarsi? Io auspicavo questi interventi congiunti da tanti anni. Sono quelli vincenti, senza la coazione tra CAI e Forestas non si riesce a far niente. Cioè il CAI per sua vocazione gratuitamente si mette a disposizione per lo studio dei sentieri e per, per le consulenze, le esperienze che si possono fare in montagna. Però l'attività di Forestas è poi quella materiale che serve a ripulire i sentieri, a sistemarli laddove sia necessario, al ripristino in certi casi dei muri a secco che sono diventati patrimonio dell'UNESCO e bisogna preservarli ad ogni costo. Diciamo che Forestas può fare moltissimo per la manutenzione del Sentiero Italia, di tutto il Sentiero Italia, se è possibile, se la Regione lo consente, anche extra pertinenza di Forestas, cioè fuori delle aree di pertinenza di Forestas, perché il sentiero è lungo circa 540 km e passa perfino, in certi casi, in terreni privati. C'è bisogno della pertinenza, dell'esperienza anche di Forestas per tutta l'attività che ho detto, ma anche per eventuali studi che so io sulla cartografia, sulle mappe delle aree private, di certe aree a vincoli speciali. Insomma, c'è bisogno di fare certi studi che il CAI da solo non può fare, non perché non sia in grado tecnicamente, ma non lo è giuridicamente, non è in grado giuridicamente. Diciamo che una visione, un'idea poi forse poco felice, però il CAI può essere la mente e Forestas il braccio. Appunto è poco pertinente questa idea perché in realtà Forestas può essere a sua volta la mente per tantissimi aspetti. Però ecco, ci vuole una coazione. Da soli noi del CAI non siamo mai riusciti ad andare avanti perché in Sardegna la segnatura e la gestione di questo sentiero ha enormi difficoltà dovute al fatto che i sindaci, diciamo la verità, sono poco, escluse rarità e comunque eccezioni da mettere ad esempio, eccezioni virtuose. Per il resto i sindaci cambiano spesso e hanno altri progetti per la testa e hanno tante preoccupazioni. Alla fine non riescono a capire il valore ambientale profondo di questa sentieristica. Non riescono cioè a capire che l'intera Sardegna, oltre il Sentiero Italia da cui si innervano i sentieri, ha bisogno di rivitalizzare i 50.000 chilometri di sentiero di cui parlavo. I sindaci dovrebbero essere protagonisti. Noi, lavorando insieme a Forestas, troviamo un alleato potente perché è un ente pubblico che presumo che abbia un certo valore di persuasione in vario senso, nel senso che la persuasione viene non solo dalla sua autorità, ma anche dal fatto che potendo gestire i fondi pubblici che noi CAI non possiamo gestire, riesce a, a sistemare delle situazioni che potevano rimanere un po' indefinite.